Stati generali della montagna, quali le priorità, visto anche l'assessorato che ha deciso di tenersi direttamente come personale? Noi abbiamo cercato di portare avanti questo grande evento perché crediamo che lo sviluppo della montagna debba partire dalla montagna stessa e per questo attraverso gli Stati Generali vogliamo attraverso il confronto arrivare al manifesto per la montagna, che saranno i punti programmatici che dovranno essere esauditi nei 5 anni di mandato per dare risposta a un territorio che negli anni ha subito un forte spopolamento e che ha subito oltretutto in questo periodo il dramma del maltempo che l'ha notevolmente messa in ginocchio. Su questo già nella legge di bilancio della Regione, nella legge di stabilità, abbiamo messo una misura che riteniamo importantissima per favorire gli investimenti. Vuol dire IRAP zero per le imprese che sono in montagna, per i professionisti che sono in montagna o per le imprese che arriveranno in montagna. Il nostro scopo è attirare investimenti perché il popolamento lo si fa con le imprese e con il lavoro. Noi con il commissariamento del rischio idrogeologico stiamo rimettendo in piedi tutta una struttura per renderla ancora maggiormente operativa, visto anche che con la riforma degli enti locali i comuni hanno difficoltà ad operare tutte quelle procedure necessarie per fare gli interventi, ma non solo, con il commissariamento straordinario per il rischio maltempo stanzieremo ovviamente risorse per queste aree. L'ipotesi che stiamo studiando in giunta è di attivare nuovi mutui per portare investimenti consistenti e quindi l'infrastruttura ovviamente sono fra le prime che troveranno risposta. Sul turismo stiamo creando delle misure di agevolazione per chi investe. Noi crediamo fortemente che deve essere il privato il protagonista, quindi tutte strutture ricettive e turistiche che mettano il privato al centro dell'attenzione e noi dobbiamo come regione invece dare agevolazioni per favorire questo tipo di investimenti.